Ciao ragazzi e ragazzi, siamo arrivati a un passo dalla finale e ad Amici e Caos. Javier in queste ore è andato nuovamente in crisi. Ripensa a quanto successo nella scorsa puntata, quando Eleonora Bagnato giudica migliore l'esibizione di Nicolai. Lui ovviamente non è d'accordo e anche se sono passati alcuni giorni, lui non riesce a trovare pace, dopo tutte le critiche e polemiche tra concorrenti e giuria. Javier esplode litigando con tutti, tutto è finto e poi prende la decisione di voler abbandonare la scuola di amici. Javier vuole uscire, sono stanco. Vivo male la presenza di Nicolai e l'atteggiamento di tutti. Questo fingersi amici è tutto finto. Sono stanco, non riposo bene, mi sveglio stanchissimo, penso per tutto il tempo. Questa è una situazione che non mi piace, non mi sento io, mi sento perso, sono stanco di tutto, non sono qui per essere secondo, sono qui per vincere, adesso non penso di vincere, non posso proprio farcela. Queste le parole del ballerino Javier, che stanco di questa competizione con Nicolai si trova in crisi e vuole abbandonare tutto a pochi passi dalla finale. Cosa ne pensate? Trovate giusto il suo comportamento? Chi preferite tra Javier e Nicolai? Comunque io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!